Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. È stata decretata dai medici del Santa Maria della Misericordia di Udine la morte cerebrale del 17enne kosovaro, ospite del Civiforum di Cividale, caduto mentre si trova in camera sua da un'altezza di 5 metri. La procura indaga per lesioni colpose. Non ce l'ha fatta Dren Bayrami, il 17enne kosovaro caduto dalla finestra della propria camera al Civiforum di Cividale del Friuli nella notte tra domenica e lunedì. Un volo di 5 metri che dopo 3 giorni di agonia gli è stato fatale. È deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. A causa delle gravissime lesioni riportate, i medici ne hanno decretato la morte cerebrale. Il 17enne, nato in Kosovo nel novembre del 2004, era ospite della struttura cividalese in qualità di minore straniero non accompagnato. Domenica notte il dramma, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cividale, delegati dalla procura di Udine che sta indagando per lesioni colpose. Dren Bayrami è caduto nel vuoto del primo piano del Civiforum. I primi approfondimenti degli investigatori sembrano escludere il coinvolgimento di altre persone nella caduta del 17enne. Accuse di violenza sessuale da parte di un adolescente al suo allenatore di nuoto. L'episodio sarebbe venuto a Roma un anno fa, ieri l'incidente probatorio nel quale la ragazzina udinese ha ribadito e dettagliato ai giudici le accuse. Il tecnico 26enne ha smentito, replicando di averla solo rimproverata e spronata a impegnarsi di più. La denuncia è di un anno fa, ma ora i contorni cominciano a farsi più nitidi. La vicenda riguarda un allenatore 26enne, tecnico della Federnuoto del Friuli Venezia Giulia, e un atleta adolescente, entrambi friulani. La ragazza, allora 14enne, ha accusato il proprio tecnico di violenza sessuale nei suoi confronti. I due erano impegnati nella capitale per alcune competizioni di nuoto, per questo il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma. Ieri si è svolto l'incidente probatorio e la giovane, in videocollegamento da Udine, ha ripetuto le sue accuse di fronte a giudice, PM e avvocato. La ragazzina, mentre era assistita da uno psicologo, ha raccontato che le molestie sarebbero avvenute a Roma in un albergo in zona Prati, mentre lei era in trasferta con l'istruttore e la sua squadra di Udine per partecipare ad una gara nazionale. I due si conoscevano da molto tempo. L'uomo, con la scusa di fornirle consigli, sarebbe rimasto da solo con la minorenne nella camera d'albergo e poi le avrebbe messo le mani addosso. A quel punto lei è scappata, raccontando il fatto ai genitori qualche giorno dopo e avvisando le forze dell'ordine. Accuse molto gravi che dovranno essere confermate in tribunale. Diversa la versione dell'allenatore, il quale ha detto di aver soltanto rimproverato la giovane atleta perché faceva confusione nei corridoi e non si impegnava abbastanza negli allenamenti. Per il tecnico la denuncia sarebbe frutto di una ripicca. Sarà la giustizia a provare a stabilire la verità. Un 25enne di Padova è disperso da ieri nelle Alpi Giulie occidentali nel gruppo dello Jof Fuart. Non ha fatto ritorno a Rifugio Pellarini, da dove era partito con l'intenzione di scalare da solo lo spigolo dei Peters, una nota e difficile via di arrampicata che risale lo sperone nord-est della Torre delle Madri dei Camosci. Il gestore della struttura ricettiva ha riferito di aver tentato di dire al giovane di non andare senza riuscirvi. Nella tarda serata di ieri è stata attivata la stazione del soccorso alpino di Cave e la Guardia di Finanza. All'alba ha dato il mezzo e decollato l'elicottero della Protezione Civile per la ricerca del ragazzo, diversi i voli di ricognizione che sono stati effettuati. L'auto del giovane è ancora parcheggiata a valle dal sentiero d'accesso al Pellarini. Sono arrivate rinforzo 2 unità cinofile del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Ora ci si sta concentrando sul nevaio sottostante la parete e lo spigolo della via di scalata, dove il gestore aveva notato delle difformità di superficie, dove ieri sera i soccorritori al buio avevano già avviato dei controlli. Sono scattati anche e stati attivati gli speleologi del soccorso speleologico del Friuli Venezia Giulia. Sul posto al campo base anche i vigili del fuoco di Tarvisio. È stato invece tratto in salvo a notte fonda il cacciatore 80enne di Treppo Grande che ieri sera si era smarrito tra i boschi di Attimis. Le operazioni di ricerca e recupero sono durate 7 ore e hanno portato anche al ferimento di un soccorritore. A renderle complicate sia il buio che il terreno cosparso di rovi e di alberi caduti. L'anziano è stato localizzato grazie ai suoi compagni di escursione che, udendo le grida di aiuto, hanno guidato i soccorritori vicino
vicino al punto in cui l'uomo si trovava bloccato, a circa 450 metri di dislivello dalla strada. Una volta raggiunto dai 9 tecnici del soccorso alpino e una decina di vigili del fuoco, il cacciatore è stato imbarellato e recuperato con l'aiuto delle corde. Proprio durante queste operazioni un tecnico del soccorso alpino è scivolato e si è infortunato. Sperona investe l'auto dei carabinieri che lo hanno fermato e fugge a folle velocità lungo le strade di Trieste, causando anche un incidente con feriti. Arrestato e portato in carcere un 23enne. Sperona, una pattuglia dei carabinieri, investe un militare che nel cadere a terra esplode un colpo di pistola e poi fugge a folle velocità lungo le strade di Trieste, non curante della disperata richiesta delle 3 passeggere a bordo dell'auto di fermarsi per farle scendere. Protagonista dell'episodio accaduto nella notte del 12 settembre è un ragazzo di 23 anni, poi arrestato e portato nel carcere di Gorizia. Dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni personali, simulazione di reato, resistenza pubblico ufficiale, omissione di soccorso e guida senza patente con recidiva. I carabinieri del nucleo dei mobili di Trieste hanno notato l'auto circolare ad elevata velocità vicino al burlo, l'hanno inseguita e fatta fermare. Quando i militari sono avvicinati all'auto, il conducente è ripartito, speronando l'auto dei carabinieri. Uno di loro è caduto a terra. Dall'arma è partito un colpo che fortunatamente ha solo colpito di striscio il paraurti dell'auto. Il 23enne non si è fermato, salvo poi schiantarsi contro un albero in via Dalviano. È scappato mentre sul posto sono rimaste le 3 ragazze che hanno allertato i soccorsi perché nell'incidente una di loro è rimasta gravemente ferita. Nel frattempo al 112 è arrivata la chiamata di una persona che ha affermato di essere il proprietario dell'auto inseguita dai carabinieri, denunciandone il furto avvenuto la sera prima. Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di ricostruire l'accaduto anche con la collaborazione delle 3 ragazze parti lese nella vicenda. Il 23enne è stato identificato. Si tratta di un cittadino italiano non domiciliato a Trieste. Nei suoi confronti è stata emessa una misura di custodia cautelare in carcere, eseguita nella giornata di ieri. È sempre più difficile reperire manodopera, soprattutto per le aziende, le imprese artigiane. Per quanto riguarda la nostra regione, un problema segnalato da 8 aziende su 10, un primato a livello nazionale. È il Friuli Venezia Giulia la regione italiana in cui le aziende fanno più difficoltà a trovare lavoratori e quanto emerge dall'indagine, aggiornata al mese in corso, elaborata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Nazionale, su dati Excelsior relativi a tutte le tipologie di imprese, non solo quelle artigiane. Una condizione ulteriormente peggiorata rispetto a un anno fa. Stando all'indagine, è difficile reperire il 52,3% delle figure professionali che si cercano, ben un 5,3 punti in più rispetto all'anno scorso e addirittura quasi 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale che si ferma al 43,3%, una condizione pienamente confermata dalle rilevazioni condotte dall'Ufficio Studi di Confartigianato Udine, che nell'indagine congiunturale di luglio ha rilevato come la prima preoccupazione per le imprese con dipendenti, prima ancora del caro bollette, sia quella legata alla difficoltà a reperire manodopera nei profili richiesti, un problema segnalato da 8 artigiani su 10. Alla base, commenta il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, pesa indubbiamente l'ormai storico calo demografico del Friuli Venezia Giulia, congiunto a un invecchiamento significativo della popolazione. A ciò si aggiunge una tendenza culturale che ancora non valorizza a sufficienza la formazione tecnica e quella del saper fare, eppure, conclude, il mestiere artigiano è sempre stimolante. Bolletta da 29.000 euro per la pasticceria Montenegro di Maniago. Il titolare, che si è già rivolto a un legale, ha paventato la chiusura del locale di Piazza Italia e sicuramente, almeno per adesso, verrà rivisto l'assetto dell'attività con tagli sia alla produzione che al personale. Una bolletta così non l'aveva ancora vista. Gabriele Perez, titolare della pasticceria e cioccolatteria Montenegro con annesso hotel di Maniago, quasi non voleva crederci. Io mi aspettavo una bolletta sostanziosa in agosto, ma insomma 28.000 euro, quando me l'hanno detto io mi sono messo a ridere. Pensava ad uno scherzo. Passiamo da 7.000 kW ora consumati a 37.000 kW. Cioè, se noi facciamo il calcolo, il nostro contatore non è in grado di erogarci tutta questa corrente. Io non la pago assolutamente per principio. Oggi chi ci rimette di tutto questo? Ci rimette un sistema che sono le singole aziende che chiudono, le persone che rimarranno a casa, e questa è la situazione che uno trova.
una mazzata che costringerà l'imprenditore a rivedere non soltanto la produzione, ma soprattutto l'assetto del personale. 28.000 euro incide sul 43% del fatturato di agosto, quindi è meglio che non lavoriamo proprio. Ecco, a questo punto che cosa fare? Anche perché 20 dipendenti, alcuni punti vendita nella provincia di Pordenone, ecco, chiudere, lasciare a casa i dipendenti, cosa fare? Oggi bisogna rimisurare tutto e capire dove si può agire per creare una situazione stabile. Sarà una situazione magari più piccolina, però siamo costretti a questo. I dati della pandemia dal 14 al 20 settembre è stata registrata nella nostra regione una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 421 contro i 413 della settimana precedente. I nuovi casi sono aumentati del 21,3% in 7 giorni, come emerge dal monitoraggio settimanale di Fondazione Gimbe. Sono inoltre sopra la media nazionale i posti letto in area medica, 8,5% contro il 5,5% e in terapia intensiva 2,3% contro 1,6%. A Pordenone e Porcia arriva il coordinatore pedagogico. Le 2 amministrazioni comunali, per quanto riguarda i nidi frequentati complessivamente da 160 bimbi, si sono affidate a Luca Modolo. Lo specialista avrà il compito di curare gli effetti devastanti della pandemia dal punto di vista della didattica. Per i nidi di Pordenone e Porcia arriva il coordinatore pedagogico, un compito, quello affidato a Luca Modolo, ritenuto importante dalle 2 amministrazioni comunali, a maggior ragione dopo i 2 anni di pandemia da Covid-19 che hanno stravolto il sistema di educare e di insegnare nelle strutture. È una figura necessaria perché coordina e sovrintende l'attività delle educatrici all'interno del nido, serve soprattutto per migliorare la qualità del servizio che viene offerto, nel progettare e creare il progetto educativo offerto. Il coordinatore pedagogico viene anche incontro a eventuali criticità, esigenze particolari di tipo educativo, quindi può supportare le famiglie, ma il ruolo, l'accento che abbiamo dato è quello di fare un po' da allenatore della squadra delle educatrici e di tutti coloro che lavorano nell'ambito degli asili, faccio un esempio, anche del personale della mensa. Questo perché, come si sa, se l'allenatore è buono i risultati sono migliori. Modolo è pronto ad affrontare questa sfida. I 2 anni di pandemia sono assolutamente non da sottovalutare, hanno portato comunque dei sconvolgimenti nelle famiglie, nelle dinamiche relazionali. Adesso c'è la prima vera messa in moto, no? Quest'anno è il primo banco di prova per ritornare tutto alla normalità, quindi c'è sicuramente da mettere attenzione, di metterci pensiero e di mettere contenuti. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.